Rapina e nottate di terrore per i coniugi Bassani che nonostante tutto questa mattina sono andati a lavorare con i loro fiori. I rapinatori si sono introdotti nella loro villetta di via Culiada, lungo la strada che da Feltre porta a Fonzaso, legandoli e chiudendoli in bagno. Le urla delle vittime hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno allertato i carabinieri, prontamente intervenuti. La zona, come ci racconta chi abita lì poco distante, purtroppo non è nuova a simili episodi. L'anno scorso in giugno, di notte, ho sentito dei rumori, però ho detto lei gatti, però ho due gatti che girano qua e là. Poi mi sono alzato alle 2 ad andare in bagno, ho trovato un casino, mi hanno aperto i cassetti, ha preso il portafoglio di mia moglie, il mio, i recini e hanno portato via. Per fortuna mi hanno lasciato gli documenti, però non più dormito dopo, è stato un stress continuo perché non pensavo. Indagini coordinate dall'autorità giudiziaria sono in corso da parte dei carabinieri di Feltre e Belluno.